Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, sempre in collegamento con il premio Mercurio d'Argento 2021 qui a Marina di Massa. Allora, adesso, in questo momento abbiamo Fabrizio Campanelli, compositore nonché uno dei docenti dei vari workshop che si terranno qui proprio a Marina di Massa al Mercurio d'Argento. Il tuo, a differenza di Giulia Tagliavia che abbiamo sentito prima che si occupava di animazione, invece il tuo focus qual è di questo workshop? Il focus è sulla generazione del significato, o meglio dire del senso, nella musica, in particolare nella musica applicata, perché noi comunque lavoriamo in quell'ambito e in quell'ambito, se vogliamo, si colgono più le caratteristiche che danno vita a questa generazione. E in particolare? In particolare ci occupiamo di quali piani coinvolgono la generazione del senso, piano percettivo, piano della psicologia del profondo, e di quali simbolismi si attuano poi grazie a degli attori virtuali che sono gli snodi armonici, i percorsi melodici, ritmici, e quali sono quindi gli attori in gioco che costruiscono questo teatro onirico fantastico che è la base poi dell'introiezione musicale e l'introiezione della storia musicale che il compositore va a raccontare. Questo sia nell'ambito, bisogna di capire, della pubblicità, sia nell'ambito del cinema. Esatto, perché l'applicazione della musica comunque segue delle regole fondamentalmente che sono analoghe, cambia il modo in cui si sviluppano, il modo in cui si distendono nel tempo e il modo in cui presentano in primo piano degli elementi anziché altri. Quindi è una questione di sviluppo temporale e di ordine di priorità dei fattori, diciamo. Questo è a grandi linee quello che andiamo a Qualche tempo fa, in una nostra intervista, Stefano Mainetti, compositore, docente al Conservatorio di Roma, di Santa Cecilia, a proposito di questo tuo stesso discorso si parlava della semiologia, della semiotica in qualche modo, che anche lì ha a che fare, no? con il messaggio. Ha molto a che fare, infatti molti pensano che la musica sia un linguaggio, in realtà la musica è un linguaggio atipico, perché parlando di semiotica, parlando del triangolo, no? Linguistico, significato, significante, referente, alla musica manca una gamba del tavolo a tre che è il referente e quindi si comporta come un linguaggio ma non è un linguaggio in senso stretto. E allora che cos'è? È un simile linguaggio che costruisce un prisma che ha tante facce e che veicola un insieme di significati in un modo noi diciamo analogico, che è quello poi il meccanismo del simbolo. Quindi è un lavoro simbolico che fa la musica nel generare i significati, o meglio il senso. E quindi in questo senso quando si parla di significato della musica si abbracciano delle discipline che sono molteplici, come le porte di questa stanza. Uno entra in una stanza e in una stanza si trova altre 5 porte e le deve aprire tutte, quindi vanno dall'estetica alla psicologia, alla musicologia, all'analisi armonica, si aprono un'infinità di percorsi, per quello io chiamo labirinto del significato, e questi percorsi trovano poi un raccordo dopo aver viaggiato tanto. Ecco, bisogna viaggiare tanto per cercare di capire, di trovare un filo che unisca tutti questi sentieri che abbracciano diverse discipline. E immagino che poi nella declinazione della musica applicata alle immagini tutto questo qui si moltiplica anche di più per la relazione con le immagini stesse. Assolutamente sì. A me piace dire che il compositore alla fine è una sorta di attore. L'attore ogni volta legge la sceneggiatura, sulle indicazioni del regista inizia a costruire il personaggio, dando delle piccole declinazioni alla sua posa, ai suoi movimenti, al suo parlato, costruisce tutto un mondo
che ogni volta cambia, o almeno se l'attore è bravo ogni volta dovrebbe cambiare a seconda del film. Il compositore attua più o meno la stessa dinamica, a seconda dell'applicazione dove deve andare a costruire il mondo, e il mondo non detto è molto di più di quello del mondo detto. Il mondo non parlato è molto più forte e inconsciamente efficace del mondo parlato. Quindi il potere del compositore è enorme. E come lo costruisce questo potere? Per fare bene il suo lavoro, secondo me il compositore deve ogni volta travestirsi come l'attore nell'universo filmico, nell'universo dove sta lavorando, si sta applicando, e costruire un'identità ben precisa. Per farlo deve travestirsi, deve vivere 1000 vite, ecco, diciamo così, introiettare 1000 vite possibili e tirare fuori le caratteristiche di questi piccoli mondi. È interessante questo discorso che fai e mi chiama all'ultima domanda, cioè circa quella della funzionalità. Si è parlato spesso di musica funzionale, ne parlava Bernard Herrmann, cioè la musica applicata deve essere funzionale in qualche modo al racconto filmico, che poi sia pubblicità o cinema. Da questo punto di vista non cambia molto. Non ti sembra che se la musica diventa troppo funzionale perde un po' della sua carica espressiva? No, o meglio, sì, ma se le persone, i compositori si preoccupano eccessivamente della funzionalità. Cioè, una musica, io dico come, anzi, proprio a colonne sonore scrissi questa cosa, che la musica deve essere ovviamente efficace. Per essere efficace deve avere alla base una funzionalità, ma questa funzionalità non pregiudica l'estetica. L'estetica fa parte della genialità. Noi tutti abbiamo magari nella vita un piccolo lampo di genio, evviva, se ce l'abbiamo allora la musica esplode nella sua potenza, cioè sia quella di raccontare ma anche quella di vivere a sé. Quindi i due piani, quello funzionale e quello estetico, devono liberamente coesistere, e aggiungo che coesistono tranquillamente senza vincoli. Ci sono a volte alcuni che hanno paura che dover descrivere troppo qualcosa limiti l'efficacia estetica, quindi dica no, però se io seguo troppo questa funzione, questa applicazione, la musica è una musica di serie B, cioè non mi consente di liberare le idee. No, consente benissimo di liberare le idee. Abbiamo esempi sensazionali di persone che hanno lasciato delle tracce importanti pur servendo il film, servendo le immagini, ma esattamente come lo può fare un romanziere a cui viene commissionato un libro. Insomma, non credo che se l'editore chiede un libro giallo a un romanziere famoso, il romanziere dica "Ah, oddio, no, io volevo fare un romanzo d'amore". Beh sì, in questo caso però l'editore ti ha chiesto un film giallo, un romanzo giallo, scrivilo. Non è che questo ti vincola. Ecco, quindi il vincolo credo che sia più una preoccupazione a priori, il vincolo della funzione. In realtà è una traccia. Poi bisogna anche vedere naturalmente se l'applicazione, cioè il film o dove stiamo applicando la musica, consente di avere delle aperture o no. Ecco, a volte ci sono dei film che non hanno tante possibilità di lasciar scorrere il percorso musicale, comunque di aprirlo, altri invece che lo consentono, ma credo che non possa essere visto come una limitazione di creatività. Okay. Allora, diciamo che ne abbiamo tirati giù di contenuti in questa intervista, quindi io ringrazio Fabrizio. Grazie a voi. E vi auguro peraltro un buonissimo, un bellissimo workshop qui al Mercurio d'Argento 2021. Ciao a tutti, alla prossima!